Ciao a tutti piederoli. Ho tardato, scusate se ho tardato un bel po' a fare il bollettino di Erdan TGC, ma essendo stato fuori il weekend ed essendo tornato lunedì sera praticamente, il tempo utile non ce l'ho avuto. Però vi comincio subito ad illustrare le novità della settimana scorsa, o comunque dal giorno al giorno che vedrete poi nel titolo, senza perdere ulteriore tempo. Allora, praticamente non ce ne sono state di tante, per cui fortunatamente. Per cui partiamo dal mercoledì, che praticamente è dal giorno dove escono o nuove carte o una nuova avventura, e andiamo quindi a vedere che avventura è uscita. È un'iniziativa della Firic che è stata molto criticata, e adesso vi spiego anche perché. Praticamente è stata aggiunta questa nuova avventura qua, al costo di 20 come energia, e tu dovrai scontrarti contro un personaggio, un boss, come sempre. L'unica cosa è che quando tu lo batti, questo boss muore e viene sostituito dallo stesso boss con però dei potenziamenti in attacco, difesa e spirito ogni volta che tu lo batti, per cui diventa sempre più forte, quindi diventa una specie di modalità survivor. E cosa succede? Che entro, diciamo, domenica sera, se non mi ricordo se domenica mezzogiorno o domenica sera, da quando riparte, quindi lunedì, c'è una gara tra tutti i partecipanti, cioè tra tutti i giocatori di Eredan, a chi fa più vincite consecutive. Chi vince praticamente si può giudicare una carta leggendaria a random tra quelle fino adesso uscite. Adesso vi spiego la polemica. Praticamente con il primo diciamo personaggio contro cui si fa questa modalità survivor, ovvero quello della settimana scorsa, c'era un sistema per fare un mazzo dove tu, anche se lui comunque si potenziava sempre, riuscivi ad ucciderlo sempre in maniera facile, quindi ogni giro era un paio di giri. Adesso non lo so perché sinceramente non mi sono interessato, non avendo avuto tempo, però comunque c'era la possibilità di ucciderlo infinite volte con una combinazione di carte. E quindi cosa succedeva? Che una volta scoperto, e più diciamo che comunque non è che ci voleva tanto, e quindi più diciamo abili l'hanno scoperto praticamente quasi subito, diventava una gara a chi stava più ore al computer, perché tu una volta spesi 20 di energia, poi tu vai avanti a oltranza finché non perdi o finché non ti stufi, quindi chiudi. Per cui siamo arrivati a domenica che praticamente il vincitore ha vinto un Neante Divoratutto, che è una carta da 800k, da 800.000 cristalli di valore, avendo fatto tipo 700 vincite consecutive. Quindi vuol dire che è stato lì parecchie ore. E quindi è nata appunto una polemica, perché hanno fatto uscire, cioè perché dicevano nel forum che giustamente che fai un evento dove comunque vince chi sta più ore al computer, non è che sia una gran cosa, perché comunque è sempre bello premiare l'abilità dei giocatori, non chi è più disposto a stare davanti al PC, insomma. Però io comunque, per come la penso io, sinceramente presumo che comunque sia stato fatto un errore, che non avevano considerato questa combinazione, e che quindi infatti adesso già ha portato delle modifiche a questo personaggio. E infatti per ora è ripartito da ieri. Siamo a 13 vittorie consecutive. Adesso io quando avrò più tempo mi cimenterò, poi vi farò sapere cosa ne penso poi più nel dettaglio. Però è una bella iniziativa che però va curata un po' meglio secondo me. Poi, altra novità è relativa a Miss Eredan. Praticamente quella che ha vinto, che sarebbe questa, Coratia, la fedele di Neante, sì, ciao. C'è comunque Coratia, la sacerdotessa dei guerrieri runici. Essendo stata la vincitrice, gli hanno fatto comunque una versione, diciamo, una versione cambiata, insomma, del personaggio. Cioè le caratteristiche sono rimaste uguali, però comunque c'è una versione da collezione in più, dove alcuni sono stati sorteggiati e quindi l'hanno ricevuta gratuitamente. Eccola qua. Alcuni sono stati sorteggiati, l'hanno ricevuta gratuitamente, altri la possono trovare nei pacchetti nuovi arrivi, che fino al 16 maggio, quindi penso domani a sto punto.
è un bel personaggio, spero che comunque la rimetteranno in palio, perché io, essendo un collezionista, quello che riesco ad accaparrarmi lo faccio, però senza spendere soldi veri. Spero che la rimettano comunque, cioè che diano la possibilità in futuro di poterla avere senza, cioè così, facendoci un po' di culo ma senza spendere soldi, perché comunque mi piace molto, infatti, come potete vedere, comunque come l'hanno ridisegnata. Poi, ultima penso news, perché dopo non è più successo nulla, direi il trofeo settimanale. Adesso ancora non ho avuto modo di farlo, manca un giorno e 15 ore, adesso vedo se prenderlo con i cristalli gratuiti, i free fits lì. E comunque, bisogna accumulare 100 punti. Ottieni un punto per ogni combattimento durante il quale giochi una sola carta dalla tua mano, quindi non incatenando nulla. Ogni combattimento che tu non incateni nulla ti dà un punto. Se tu finisci comunque la partita vincendo, aspettate, ottieni 9 punti se vinci una partita avendo giocato. Se tu vinci una partita avendo giocato meno di 10 carte dalla tua mano, ti dà 9 punti in più alla fine del match. Come ultimamente fanno sempre, ottieni 5 punti in più, 5 punti una sola volta, se giochi queste carte uniche di trofei passati: A morte i morti, gli dei dei morti, destino nero, e possono essere utilizzati solo una volta, quindi hai la possibilità di avere 15 punti solo con questi, solo avendo giocato queste carte qua. È abbastanza semplice, non sto a farvi vedere un esempio di come va fatto, perché comunque se ad ogni combattimento usi una carta, già con un combattimento ne puoi fare tipo 10 di punti, quindi si fa abbastanza velocemente e senza bisogno di stare diventare matto a vincere le partite con 10 carte, cioè usando solamente 10 carte, cioè devi avere un mazzo bello cazzuto che comunque vinci in 3 turni e allora sei già a posto. Però lo si fa tranquillamente chiunque. Andiamo a vedere com'è la carta che ti dà. Innanzitutto vediamo dall'immagine che c'è un Dimizar, che è un mago dei neantisti, insomma, molto giocato. Poi adesso quando riuscirò a trovare il tempo di far vedere un po' di mazzi, li vedrete sti personaggi. Andiamo a leggere cosa fa. Beh, ovviamente come tutti i trofei è una carta unica, quindi la si può mettere solo una volta, cioè solo in monocopia nel mazzo. Scegli un personaggio e attaccagli questa carta. Questo diventa non morto, in aggiunta alle sue altre razze. Se è uno dei tuoi personaggi, questo ha difesa +1 e attacco +1, altrimenti ha spirito -1 e difesa -1. Permanente, se lo gioca un non morto guadagna incatenamento. Ma per adesso, a parte il mazzo cacciatori di demoni, che fanno molto affidamento sui non morti, non la vedo molto utile come nei mazzi comunque più forti. Diciamo che di solito queste carte, cioè questi trofei, li mettono anche in funzione delle nuove uscite. Quindi adesso domani usciranno le nuove carte, si presume che comunque vengano utilizzati molti non morti. Quindi stiamo a vedere, insomma. Intanto la prendo, così almeno una in più non fa male. E niente, quindi comunque direi che per questo bollettino direi che è tutto, non c'è altro. Se avete qualcosa che se c'è qualcosa che non è chiaro, vi chiedo di farmi dei commenti sotto. E altra cosa, se volete iscrivervi, come sempre vi lascio il link sotto in descrizione per iscrivervi come miei figliocci, per cui per domande su mazzi eccetera scrivete pure, che io se riesco vi rispondo il più velocemente possibile. Per cui per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo bollettino e grazie della visione. Ciao a tutti piaderoli.